capire! Ci ha contattato Nutella e ci ha mandato questa lettera. Cari Annandrea e Claudio, Nutella ha deciso di testare la vostra bravura in cucina. Andate su www.nutella.it e scegliete tra le 50 ricette Nutella quella che vi fa venire l'acquolina in bocca. Allora, noi abbiamo già scelto la ricetta che vogliamo realizzare e abbiamo scelto lo spiedino di crepe. Ma ricordate di indossare il vostro grembiule Nutella personalizzato. Non solo, ma Nutella ci ha inviato un grembiule in più, il grembiule di Greta! Non sappiamo chi sia. Noi due ci sfideremo l'uno contro l'altra. Esatto. L'uno contro l'altra. Perché? Allora ragazzi, pronti? Andiamo a fare la spesa. Questa penso sia la mia prima spesa da solo. Frutta fresca di stagione. Da dove si comincia? Ma se ci mettiamo di un po' di mozzarella? Farina tipo 125 grammi. Mezzo litro, va bene. Abbiamo preso pure il burro. Siccome ne servono due, io ne prendo 4. 10 uova. Per preparare le crepe sono necessarie 2 ciotole. Già mi sono confuso. In una versare latte con farina. E qua mettiamo. Ma l'avevamo pulita questa ciotola? Frustino e cominciamo. Non l'avevamo pulita questa ciotola. Oh, cameraman. 2 uova. Bene, una. Cioè ragazzi, ma che apertura di uovo è! Ecco qua il burro. Ci mescola col frustino. 15 centimetri. Perché lo dovevo sciogliere, vero? Però siccome il burro è duro, secondo me lo devo sciogliere in un padellino. Si doveva sciogliere prima il burro, capito ora? Mescolare insieme i due preparati. Lasciare riposare la pastella per 15 minuti a temperatura ambiente. Qual è la temperatura ambiente? Così riposa. Taglierei pure la frutta. Ragazzi, mi sto scoprendo tagliatore di mele. Buongiorno, buongiorno. Cuocere su tutti e 2 i lati finché non raggiunge una doratura uniforme. Tecca, guardala! 1, 2, 3. Benissimo. Sono troppo orgogliosa. Farcire con 15 grammi di Nutella e arrotolare la crepe. Quindi tagliarla in rotoli da circa 3 cm. Ma le mani oliose. Diamo uno stecchino. E una banana. Questo è lo spiedino di crepe dello chef Claudio. Questo è il mio spiedino di crepe. Casi sa. Vinco io. Abbiamo finito. Ci siamo, le crepe sono pronte. A giudicarci sarà la nostra amica Chiara. Chiara, noi abbiamo scelto te per un motivo. Tu che fai sapere a tutti cosa studi? Riabilitazione psichiatrica. Benissimo. Vai Chiara. Chiara giudica bene. Senti i profumi nell'aria. Chiara. Molto buona, molto buona. Sta per assaggiare l'altra crepe. Vai Chiara. Com'è? Questa vince. E Andrea vince la sfida! Sì! E pensare che l'avevo chiamata pure io, Chiara. Questa amicizia finisce qui. Chiara vince un premio. Noi abbiamo per te un grembiule Nutella personalizzato per te, Chiara, il grembiule di Greta! Questa vince. Le sei fatte preparare tutte, Non le sei è fatte vero, tutte, le sei non fatte è vero. preparare, perché c'era